Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il numero 2 prevede comunicazioni del sindaco sulla nomina degli assessori e del vice sindaco, nonché la presentazione e approvazione delle linee programmatiche. Prima di questa comunicazione io desidero fare un'introduzione a questo, perché non vorrei ridurre il tutto a un mero elenco di nomi e di cariche. Ecco, il giuramento che ho appena pronunciato, che segue come atto ufficiale quello della proclamazione del sindaco, che è avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 maggio scorso da parte dei presidenti dell'adunanza dei presidenti di seggio, è previsto questo giuramento dalla stessa Costituzione, dal secondo comma dell'articolo 54, che recita così: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Questa parte è preceduta da un comma, il primo, che recita così: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Tutti coloro che diventano cittadini a pieno titolo, quindi con la maggiore età, ma cittadini lo si è da quando si viene al mondo, almeno nei casi previsti dalla legge, è richiesto appunto un atto di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, ed è questo atto di fedeltà alla Costituzione, che nel nostro caso è una Costituzione scritta ma potrebbe essere anche non scritta, che un insieme di persone diventano una comunità, un popolo di cittadini. E appunto io, agganciandomi proprio a queste parole della Costituzione, che desidero appunto affermare che per questa comunità e con questa comunità di Annone Veneto, che l'amministrazione che ho l'onore di guidare intende proprio profondere tutte le risorse che questo impegnativo compito richiede, con competenza, senza presunzione, con il senso delle proprie funzioni e dei propri limiti, con trasparenza e imparzialità, per crescere insieme con la minoranza presente nel Consiglio Comunale, che rappresenta una buona fetta di cittadini e alla quale offro e chiedo fin d'ora la collaborazione nel rispetto delle prerogative che spettano ad ognuno. Insieme con le scuole presenti nel nostro comune, sono 4 gli istituti scolastici di vario livello presenti ad Annone Veneto, che tanta parte hanno nella formazione dei futuri cittadini e che meritano tutta la nostra attenzione e il nostro supporto. Insieme con le forze dell'ordine, ad Annone ha sede la caserma dei Carabinieri, un'arma che compie proprio in questi giorni 200 anni e a cui faccio gli auguri. Una risorsa per Annone Veneto la presenza della caserma, che insieme alla polizia locale è cruciale nel rendere più sicuro e vivibile il nostro paese, ma insieme anche con le associazioni che nella loro varietà e ricchezza umana sanno coinvolgere soggetti di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali, svolgendo un servizio fondamentale, talvolta in convenzione con il Comune. E con le parrocchie, con le quali il Comune ha sempre dialogato in modo costruttivo, trovando una convergenza importante nell'operare al servizio della persona. Nel giorno della festa della Repubblica, qualche giorno fa, il 2 giugno, ho avuto il piacere come sindaco di presenziare a 2 momenti di festa. Un torneo di calcio con bambini di numerose squadre del nostro territorio, del vicino Friuli, della provincia di Treviso, della provincia di Venezia, organizzato dall'Annonese Calcio, e successivamente un saggio di musica e canto, anche questo con numerosi bambini e giovani del nostro paese. E ho interpretato questo momento così di festa e di incontro come un buon auspicio per il futuro della nostra comunità,
E questo, come molti altri eventi a cui ho assistito in questo periodo di fine primavera, di fine anno scolastico, quindi di coincidenza di numerose di queste feste, di questi eventi felici. Nello stesso giorno, sempre il 2 giugno, è partita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una lettera ai sindaci in cui siamo invitati a segnalare delle opere da sbloccare per entrare nel pacchetto di misure denominato Sblocca Italia. E stiamo lavorando appunto con gli uffici per inviare le nostre sollecitazioni al governo e tenteremo tutte le strade per arrivare a dei risultati concreti. Il Presidente Renzi conclude la sua lettera con queste parole rivolte in particolare ai nuovi eletti. Vi attende un lavoro impegnativo ma carico di gioia e responsabilità. Essere l'anima della propria comunità non è facile, ma è una strepitosa occasione. Ecco, io le faccio mie queste parole e aggiungo altri pensieri in questa circostanza, in questo momento che avrete capito è un momento emozionante per me. Il pensiero va a tante persone a me care che non ci sono più ma che so che mi sostengono e che mi sono vicine. Come sindaco poi non posso non pensare a tutti i sindaci che mi hanno preceduto, in particolare a quelli che non sono più tra noi, che con il loro servizio hanno contribuito a far crescere la nostra comunità. Mi sia consentito poi di citare una persona che ha servito non come sindaco ma in consiglio comunale e nella vita associativa il nostro paese, ed è Antonio Minetto. A lui devo la prima esperienza di impegno amministrativo ed è stato per me un esempio di correttezza, di dedizione e onestà che mi conforta ancora oggi. Prima poi di procedere appunto con la comunicazione degli assessori, del vice sindaco, delle varie deleghe, desidero ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini, mi hanno aiutato ad arrivare fin qui con il loro incoraggiamento, a cominciare dalla lista Insieme per il Paese. Ringrazio i giovani che hanno scelto di rischiare questa avventura, sia nella maggioranza che nella minoranza, e auguro loro di vivere un'esperienza proficua come è stata per la nostra generazione la prima esperienza in Consiglio Comunale. Ringrazio i dipendenti comunali per la loro collaborazione presente e futura e a tutti auguro che insieme, ognuno per la parte che gli spetta, si riesca a fare il meglio per Annone. Grazie.